Nino Cuffaro, nuovo segretario cittadino del PD, a seguito di un'elezione avvenuta sabato scorso da parte del Comitato. Ecco, finalmente il Partito Democratico ad Agrigento si organizza. Con quali obiettivi pensate di raggiungere? Ma devo dire che innanzitutto si colma un vuoto perché negli ultimi anni purtroppo c'era stata una presenza molto defilata del Partito Democratico e quindi con questa ricostituzione del circolo e l'elezione degli organi dirigenti restituiamo anche ad Agrigento un partito democratico, progressista, importante per il ruolo che sta esercitando oggi nel Paese e che è mancato in questi anni ad Agrigento. Quali sono gli obiettivi che ci siamo dati? Innanzitutto alcuni obiettivi prioritari di breve periodo e poi qualcosa che guardi alla città del futuro. L'emergenza prima è quella che vediamo tutti, Agrigento non è assolutamente preparata ad accogliere i turisti che verranno a visitarla per l'evento importante del 2025, Agrigento capitale italiana della cultura, è una città molto sporca, una città piena di discariche, una città piena di opere abbandonate, incompiute, basti pensare per esempio al museo civico di Piazza Pirandello, al Parco dell'Addolorata, a Palazzo Tommasi, ai sottopassaggi di Piazza Marconi, agli impianti sportivi di Villa Seta e di Villaggio Mosè, diciamo. E quindi è una città che ha bisogno di cure, di attenzioni che in questo periodo non ci sono state e questa deve essere la prima emergenza per offrire una città decorosa ed efficiente a chi viene a visitarla. Pensate a una cosa semplicissima, il sistema di trasporti che noi abbiamo che è assolutamente inefficiente. Un turista che si trova nelle strutture alberghiere di Villaggio Mosè o di San Leone che dovesse raggiungere per esempio il Parco Pirandelliano con i mezzi pubblici è un'impresa, ci vogliono ore per arrivarci. È possibile offrire questa città ai turisti? Quindi dobbiamo fare qualcosa e dobbiamo farla subito. Mi pare che il dibattito su Agrigento 2025, soprattutto negli ultimi giorni, si sia incentrato invece su questioni di gestione del denaro, di gestione del potere, di amministrazione di quelle che saranno le risorse che arriveranno ad Agrigento in occasione di questa celebrazione. E perché tutto il dibattito è attorno alla fondazione, chi ci sarà, chi la deve costituire, qual è il regolamento, cosa metterci dentro. Io ritengo che siamo partiti col piede sbagliato, così non è un'occasione di sviluppo della città, ma diventa una lotta per accaparrarsi qualche piccola risorsa e soprattutto probabilmente per fare la campagna elettorale del 2025. Sarebbe la cosa peggiore che possiamo fare in termini di servizio alla città. Perché il circolo del comune capoluogo ed è un momento che abbiamo tanto atteso, tanto voluto, finalmente salutiamo questo come il primo passo di una fase che in direzione abbiamo definito la fase 2 e che deve portare a mettere ordine nei nostri circoli, a restituire gruppi dirigenti dove sono assenti, a restituire linea politica dove è carente.